Sentite, 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 caro compare e comare. Oggi in Sicilia ne mangiamo frittelle e carne cotta. Tutte le cose vanno allo pennino e allo peggio non si inclina ognuno. A corona e coleva lo restino e non ci pare mai lo nostro dono. Non corre paro lo nostro cammino, poco crede lo sa già l'importuno. O recco manco crede allo meschino, o sazio no non crede allo deono. Per troppo vento lo vascello sferra, per la gran freve lo malato sparra. Passa i consigli se perdi... Salve, oggi prepareremo un dessert. Si tratta delle frittelline di ricotta, semplicissime, che le abbineremo con un miele tiepido di timo. Gli ingredienti sono i seguenti: della ricotta, giustamente fredda, dello zucchero e un filo di farina. Procediamo alla realizzazione. Mettiamo la ricotta, aggiungiamo dello zucchero semolato e andiamo a schiacciare il tutto con la forchetta, così da far sì che lo zucchero si sciolga ben bene. Una volta pronte aggiungiamo un filo di farina 00, così da far asciugare ancora di più, e la facciamo assorbire dall'impasto. Il nostro impasto è pronto e ora lo metteremo dentro una sacca da pasticceria. Andiamo a realizzare le nostre frittelle, quindi facciamo riscaldare dell'olio di semi a una temperatura da 160-170 gradi. Una volta che l'olio ha raggiunto la temperatura, andiamo a formare le nostre frittelline e ci aiuteremo praticamente in questo caso con le mani, perché formeremo delle piccole ciambelline che tufferemo in olio. Le lasciamo cuocere per un 4 minuti. Le nostre frittelle sono pronte. E le scoliamo e le mettiamo su della carta assorbente. Andiamo a completare il nostro piatto, quindi prendiamo le nostre frittelle, le adagiamo sul piatto e aggiungiamo una colata di miele di timo. Spolverata di zucchero a velo e il piatto è pronto. Buon appetito! Caro compare e comare, ora che da mangiate e da bevuto, prima che venite a ricordamene lo proverbio antico. La necessità abbassa la nobiltà.